Salve a tutti, eccoci ad un'altra lezione del corso di lingua napoletana in tempo di coronavirus. Lezioni di napoletano, state a casa, visto che non possiamo tenere i nostri soliti corsi al Palazzo Venezia Spaccanapoli e ovunque in giro per Napoli, o napolitana, la lingua nostra. Lezione numero 007. Questa lezione, la lingua napolitana, non è altro che un'esercitazione rispetto alla lezione precedente, alla 006. Quindi se volete seguire l'esercitazione prendete carta e penna e provate a scrivere. Allora, ovviamente la lezione si terrà sulla metafonia, sul cambio di suono come abbiamo visto la volta scorsa. Cominciamo con la prima parola che in lingua italiana è il cameriere. In napoletano diremo o cameriere oppure o cameriere con 2 M, si può scrivere pure. Allora, vedete, abbiamo il dittongo IE al femminile, andiamo a vedere come varia, a cammarera. Quindi vedete all'interno della parola abbiamo la metafonia, quindi il cambio di suono. Al femminile la pecorella, italiano, al maschile o pecuriel, quindi ie, al femminile a pecurella. Quindi vedete ancora la metafonia ie è. Il prete, ovviamente qui non possiamo avere il femminile, ma abbiamo al maschile o prevet, al plurale e prievet. Ancora vedete il cambio è ie. Il ragazzino, in lingua napoletana diremo o guagliunciel. Ovviamente dovrebbe essere evidenziato soltanto il dittongo ie nel colore azzurro. Allora, quindi guagliunciel al femminile diventa aguagliuncella. L'impiccato, quindi qualcosa che è appeso, non necessariamente una persona, diremo ompis al maschile, al femminile ampesa. Ecco, ora il cambio di metafonie tra la I e la E. Il cesto, al maschile diremo ucanist, al femminile diventa acanest. Ancora la metafonia IE. Il pero, riferito all'albero di pere, e la pera frutto invece. Il pero diremo opir, quindi con la I. Il frutto pera invece è apera con la E. Ancora questo, in italiano, in napoletano diremo chist. Chist, sentite dopo la T c'è il suono, quindi va scritta la vocale O. Chest al femminile, quindi ancora IE. La ladra al femminile, in napoletano è amariola, quindi O. Al maschile o mariuol. Ecco che ora c'è un cambio ancora, quindi la metafonia da O a UO e viceversa. Il cafone, al maschile o cafone, al maschile singolare, al plurale diventa e cafun. Quindi vedete come non cambia la finale per distinguere il singolare dal plurale, ma cambia la vocale interna, quindi abbiamo una metafonia interna. Il ragazzo, in napoletano diremo o guaglione, al plurale e guagliun. Anche qui vedete non cambia la vocale finale, ma cambia il suono interno. Il padrone diventa o patron, al plurale e patrun, ancora OU. Irascibile, quindi una persona irascibile, nervosa, in napoletano diremo al femminile ancazzosa, al maschile un cazzus. Il fiore, usciore e sciure, ancora un cambio di suono. La pulce al maschile e o polce, ma in napoletano abbiamo anche il femminile, anzi in questo caso il plurale, chiedo scusa, e pulce.
Il topo è Osores e Surec, quindi ancora il cambio OU in questo caso. Il dolore o rulore, scritto in questo caso con la R, ma si può e si deve scrivere con la D, ma si pronuncia R per effetto di rotacismo che abbiamo affrontato nella lezione precedente, o rulore, quindi abbiamo una O al plurale, al plurale diventa erulur. Una persona bassa di statura, a femminile è A corta, al maschile U curt, quindi vedete come varia O, U a seconda del genere. Lenta nelle azioni, una persona che è lenta nelle azioni a Napoli la chiamiamo moscia, è una persona moscia al femminile o in genere, ma mush è prettamente maschile, quindi abbiamo ancora un cambio OU. Rotta, qualcosa di rotta, qualcosa che si è scassata, diremo rotta al femminile, per esempio se è rotta segge, al maschile rut, se è rutto tavolo, va bene? Invece una persona che è sporca, al femminile diremo a zuzzosa, che si può scrivere anche con la S, zuzzosa, con la S o con la Z, quindi abbiamo la O, metafonia al passaggio al maschile, zuzzus, dove dovrebbe essere evidenziata la seconda U e non la prima, come vediamo. Una persona invece timorosa, che è imbarazzata, a Napoli diciamo è scurnosa, cioè ha vergogna, scurnosa, al maschile scurnus, quindi vedete O, U il cambio, va bene? Io corro, tu corri, anche nelle coniugazioni verbali, indicativo presente del verbo correre, in questo caso I corr, tu corr, vedete ancora il cambio OU. E abbiamo finito con la lezione numero 7, con l'esercitazione della lezione numero 6 e vi do appuntamento per la lezione numero 8, vi porterò a fare la spesa e sarà una lezione un po' più divertente. Grazie a tutti, statevi a casa, come sempre, chi ci vuole seguire, i riferimenti sono sempre gli stessi, le pagine Facebook I Lazzari, Toddica a Lingua Napolitana, Davide Brandi Poesie, Tombola Storica del 1734 a Lingua Napolitana, i canali YouTube Davide Brandi I Lazzari, Instagram Davide Brandi Poesie, il gruppo Facebook Associazione I Lazzari. Grazie assai a tutto quanto e ci vediamo alla prossima volta.